Nella chiesa della Madonna delle Grazie a Sette Frati, venerdì 20 agosto si è svolta una conferenza celebrativa sul tema Dalla visione di frate Alberico alla Divina Commedia. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sette Frati in collaborazione con Poste Italiane e Filatelia, che per l'occasione ha realizzato uno speciale annullo filatelico ed è inserita tra gli eventi del 7° centenario dalla morte di Dante Alighieri e dell'8° centenario dalla visione di frate Alberico. Alberico da Sette Frati, nell'anno 1111, a soli 10 anni, a causa di una grave malattia, resta in catalessi per 9 giorni e 9 notti. Al suo risveglio racconta una visione, un viaggio nell'oltretomba. Frate Alberico è questo monaco benedettino che in realtà è divenuto monaco dopo aver avuto questa visione. Quindi la visione a seguito di una malattia che lui ha avuto, per 9 giorni è stato fuori dei sensi, ha avuto un coma. Al ritorno in vita ha raccontato quello che aveva visto. In questa visione lui proveniva da una famiglia nobile, nobilis militis dice il testo. Quindi non era una persona così di poco conto, un piccolo feudatario di paese, però la sua visione raccontata poi nel monastero ha dato modo al diffondersi di questa notizia. Naturalmente qualcuno ci ha aggiunto, qualcuno ci ha tolto e l'abate poi gli chiese di metterla per iscritto perché non si poteva far circolare in questo modo e lo mise accanto a un frate molto dotto, frate Guidone, e scrisse. Però poi le cose erano ancora peggiorate, diciamo nel senso di autenticità del discorso e quindi l'abate Senioretto lo invitò a riscriverla con l'aiuto di Pietro Diacono della famiglia dei Conti Tuscolani, quindi erano cresciuti insieme questi due frati e dopo averla corretta fu rimessa in circolazione. Si pensa che Dante l'abbia potuta aver letta. Ad aprire gli interventi il sindaco Riccardo Frattaroli, che ha espresso la soddisfazione per l'inserimento del comune di Sette Frati fra i piccoli comuni italiani per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante. Una cosa da me attesa da anni, perché ci ho lavorato tantissimi anni, qualcuno mi dava per visionario anche a me perché ciò non si potesse avverare o comunque non fossi capace. Visto che sono abbastanza tenace, ci sono riuscito alla fine e l'occasione dei 700 anni soprattutto con il Ministro e con Poste Italiane in particolare siamo riusciti veramente a colpire l'obiettivo. Questo è solamente l'inizio e spero che molti altri, ma non solo a Sette Frati, ma gli esperti di Dante, i letterati, gli studiosi della Valle di Comino, della provincia di Frosinone, del Lazio in particolare, possono seguire queste mie orme, ma comunque darmi ancora quel coraggio, quella forza per arrivare all'obiettivo, cioè quello di riconoscere la visione di Alberico, la parte fondamentale, importante della Divina Commedia, ovvero il canovaccio di Dante. Al tavolo dei relatori la dottoressa Urania Frattaroli, il professor Biagio Cacciola, il professor Gerardo Vacana, la professoressa Maria Antonietta Cedrone, autrice del volume Alberico da Sette Frati e la sua visione predantesca, l'architetto Giuseppe Pelagalli, che ha realizzato le illustrazioni della visione di frate Alberico e la proiezione da parte dell'Archeoclub Val di Comino di un videomessaggio della professoressa Giovanna Ioli dell'Università di Torino. Non si ha certezza che il sommo poeta abbia veduto il codice cassinese che riporta la visione di frate Alberico, ma in molti trovano analogie tra la visione di Alberico e il poema dantesco. La visione di frate Alberico ha grande importanza per la storia della letteratura italiana, perché ha contribuito notevolmente alla definizione e alla percezione della credenza del purgatorio. L'importante è che Alberico sia ricordato per il termine purgatorio, perché nel flumen purgatorio lui praticamente codifica il termine che prima non esisteva. L'idea del purgatorio esisteva, ma non esisteva il termine, quindi è proprio la codificazione in Alberico di flumen purgatorio. Al termine del convegno, la dottoressa Francesca Casinelli ha illustrato ai presenti l'affresco del Giudizio Universale presente sulla facciata della Chiesa della Madonna delle Grazie di Sette Frati.